Possiamo accenderle? C'è qualcuno? Eccole qua. E adesso chiamiamo il gruppo musicale. Il Natale comincia ufficialmente in una affollatissima piazza Ferretto con l'accensione dell'albero e delle luminarie nel centro di Mestre alla presenza di sindaco e prefetto e della Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Ma la festa non è soltanto qui. Abbiamo tirato a luce dalla città perché sia una città per le famiglie, per i bambini, perché la gente venga in centro. E per centro intendo a Mestre sicuramente, in questa piazza meravigliosa, ma anche a Marghera, in tutte le città di Venezia, a Favaro, a Campalto, a Zelarino, a Chirignago. Il progetto del Natale diffuso prevede nel mese appena iniziato più di 300 eventi tra Laguna e Terraferma. Sono stati illuminati più di 20 km di assi stradali per un totale di più di 50 km di cavi. E in terraferma, proprio a proposito del Natale diffuso, sono stati installati e addobbati più di una ventina d'alberi. Tra le novità di quest'anno la pista di pattinaggio in piazza Mercato a Marghera, che si aggiunge a quella ormai tradizionale di piazza Ferretto. Partono dunque le celebrazioni con uno sguardo all'attualità e alla solidarietà. Quest'anno abbiamo fatto delle scelte, anche quella dell'albero, anche in piazza, messe in coerenza con quella che è stata la situazione del Bellunese, delle nostre montagne colpite dall'alluvione il 29 ottobre. E ricordo l'importante concerto alla Fenice in sostegno l'8 dicembre, in sostegno e ad aiuto della nostra montagna così duramente colpita.